È stata condannata Ilaria De Rosa, l'hostess 23enne di Resana in cella in Arabia Saudita dallo scorso 5 maggio con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata in cui si sperava nella risoluzione del caso e nel rapido rientro in Italia della ragazza, i giudici del tribunale di Jeddah hanno invece riconosciuto colpevole Ilaria, condannandola a 6 mesi di carcere, una pena in ogni caso più lieve rispetto a quella pronunciata nei confronti degli altri imputati condannati a 1 anno e mezzo di reclusione. In aula al momento della sentenza la sorella di Ilaria, Laura, arrivata a Jeddah nei giorni scorsi, è ammessa alla presenza dei giudici come uditrice. Speravamo magari di averla a casa che prima, però l'importante è adesso avere una data che possa venire a casa. Il problema delle ultime settimane, come già detto, è che non c'erano notizie, quindi per chi la conosce, per i familiari in particolare, cioè non avere notizie era veramente un'attesa snervante. Adesso il fatto sono 6 mesi, sono tanti, è vero, però l'importante è che si apra una data quando viene a casa. La giovane hostess della compagnia lituana Avion Express è rinchiusa in carcere dunque da 40 giorni. Del suo caso si era interessato personalmente il ministro degli esteri Antonio Tajani, che grazie alla firma di un apposito protocollo aveva ottenuto di concedere alla ragazza di scegliere un avvocato locale tra una rosa di nomi suggerita dal consolato italiano. Sul caso era poi calato il silenzio. Oggi la condanna, le cui motivazioni si conosceranno solamente all'atto del deposito tra 5 giorni. Nelle 3 udienze i testimoni di quella serata in villa, finita con l'arresto della 23enne e degli amici che erano con lei, hanno ribadito l'innocenza di Ilaria, posizione questa sostenuta dalla ragazza fin dall'inizio, ma i giudici le hanno comunque inflitto la condanna a 6 mesi. Va ricordato che in Arabia lo spaccio è punito addirittura con la pena di morte. Il suo caso è stato seguito da vicino da Farnesina e dal console italiano a Jeddah Leonardo Costa. L'auspicio del sindaco di Resana Bosa è che la giovane possa ora scontare la pena in condizioni adeguate. Sì, speriamo che venga trattata come vengono trattati qui in Italia, quindi speriamo che anche in Arabia ci siano gli stessi trattamenti che avvengono qua nei nostri carceri. 6 mesi, ripeto, sono tanti, però abbiamo le notizie che viene a casa.